le battaglie vinte nella gloria delle sue strade, il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierà con le affannate. Forza Senegal! Senegal o Marocco o Algeria fare tifo io. Ieri trovare un amico, dire venire a vedere la partita a casa mia, non ti preoccupare. Se stare con me a vedere la partita, mettere io la sciarpa bandiera del Marocco. No, io un Senegal, che c'ha sia, ma di tu Senegal. Good morning! Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Today after, il giorno dopo. Day after, molto freita, struppiata, allora, buongiorno, oggi sinceramente, oggi è martedì 14 novembre 2027. 2027, quindi 20 anni dopo che non c'è mai mondiale. Bravo, 10 anni, sono passati 10 anni che non è mondiale. Comunque Franco, buongiorno ragazzi, buongiorno, il signor Nello presente e il signor Franco presente, mulo e conducente. Questo il nostro grande Curci qua dove fare il consiglio comunale Vacchetti, ma almeno facesse il consiglio comunale, no, ma senza luce, cioè se vede essere sto tessere in luce, almeno muove il risparmio, affrancare, bella parola che è affrancare, non c'è allora, i cristiani. Diciamo questo, io oggi vorrei darti la parola a te, perché quello che mi hai detto al bar, hai detto sacrosante parole che io condivido in tutto. Quando una nazione come l'Italia, 60 milioni di baccalè, giustamente, vedono un grande fratello, sì, vedono un consiglio comunale che sa quetten, che non si presentano e nessuno si lamenta, vuole dire che deragliano i treni perché non funziona il telefono e muoiono i cristiani, stanno i paesi ancora che passeggiano alla vela bloccati, cioè, ma possibile una nazione del genere? Cosa ci merita? Non ci ribella, cioè, a te non va imparare che i cristiani la guardano invece, se candidata tu puoi dare alla federazione a uno come Tavecchio, a feccia di Tavecchio, tu gli dai rischio che è stato Tavecchio? No, assolutamente. Quindi il problema nasce che sapete sei? Una nazione che si merita questo e non ce ne sbagliamo ancora. Stiamo l'ho mai visto. Comunque una nazione che non parla l'inglese, ecco, lo Madesh. Ragazzi, vi voglio bene a tutti quanti. Sull'aereo di ritorno dall'Inghilterra o all'andata in Inghilterra, solo ragazzi che vanno a fede i camerini e i lavapiatti. E non chi sei? Perché veniamo trattati così. Non ci meritiamo niente. E così non ci meritiamo niente. Grande fratello, ma tu grande fratello, Bali. Già visto, no? Perché sei l'Italia? Cioè, veramente, non è possibile. Non ce la mente quando mi sa Tavecchio, quando mi sa Bentone. Ma io non mi lamento più, vedi? No, questa qua è un'altra mazzata per il calcio. Secondo me molta gente si deve spassionare, se vedrai che... Ma potete un rugby, un tennis, la cosa. C'è capito sta pensa. E soprattutto in tutto questo, sta gente che non fa take, sta gente che non tiene i soldi, sta gente che non sa come va a fare a firmare e chi sta ancora a pensare a come mafia e come una mafia. Ragazzi, è una ruota che gira, pace. Ma visto tutto, abbiamo visto pure questo. Abbiamo visto due papi. Due papi, no, tre papi. Io non ne ho due papi morti. No, morito Luciani. Io mi come l'ancora. Io a Luciano, la pazzare che non c'è. Paolo VI, Luciani,
abbiamo visto 2 mondiali, l'eliminazione. Ho visto un Barletta in Serie B. Un Barletta in Serie B, l'Inter che ha vinto la triplete. L'Inter che ha vinto un triplete. Ah, io penso che è per 7 frel. Certo anch'io, ma vedere. Una cosa mi manca, ma che... Non ne si parli. Però... Ancora un cazzetto. Dove c'è gusto non c'è perdenza. Non c'è perdenza, ma res. Però lo vorrei provare pure io, sinceramente. Allora ragazzi, c'è un volontario perché Lello oggi ha fatto una richiesta particolare. Quella cosa che gli manca vorrebbe provare. Però con tutto rispetto, ci vuole un carico da dice. Mi ha fatto un trenino, un trenino. Ah, fa no che mi ha fatto, un karaoke che venerdì è nata a voi. Tutto qua, abbiamo fatto tutto. Comunque ragazzi, è lo specchio della nazione. L'Italia è che ha giocato ieri, che ha giocato anche una bella partita, però sta da dire che stiamo accesi. E poi diciamo tutto, siamo una popolazione di falliti. È la verità. Sì, perché è vero, quello che hai detto è giusto. Parla e chi cammina. Ragazzi, le facce. Tu, ditemi se sta vecchio, potete la federazione, ma io non ti chiedo. Ma anche come allenatore, non puoi mettere. Da capo. Chiude le capo. Sì, ma come allenatore. Ma non perché non è bravo quello. Qualche cosa. Cioè non ha esperienza. Ma adesso c'è qualche cosa. Vedremo gli scoprimenti, come diceva Angela, buongiorno. Parole Francesco, sante. buongiorno. No, non è lo specchio. Ehi, un pallone è lo specchio dell'Italia e parliamo della nostra Barletta. E Barletta Pau. Ragazzi, Barletta Pau. Una città allo stato. No, scusa, una città allo stato stellerea che si da quarantena. Una città quando sta a cartina che si da quarantena, i passeggi alle vele in due paesi, e la tarantella, a pesca randella. Usa l'umire, sanno muretta da cassir. Chiuiata di gli che parava a me, mi portava con mano manite quattenne. Gli ti mettava un sotto tacchette, gli si faceva una cupette. E se ne vanno a prassa sattare, l'articolo il fanno tutta girare. Ciavolo cotte, ciavolo crowd, e va che ti sa fruette cresciute. Ciavolo dritte, ciavolo storte, e va che ti sa una veste me sorte. Noi diciamo sempre che non ci affatichiamo. Ciao Lello, buongiorno! Il grande Nicola Partucci. Ciao Nicola, noi teniamo 100.000 problemi, affrontiamo i problemi di Pete, brava sconnetta. Bravo. Cioè, parlano di strani procuratori che pertengono da di valutazione di 4 ore, bomba. Oggi Fiorello vuole far vedere la fontana di Trevi. Già la vedo. Cosa? La Totò? Sì, guardavo paghi. Elena, buongiorno da Milano, Rossella da Rossella, ma fermo buongiorno lei, la Manindra, Rossella, va bene, Rossella. No, a blocco stanza. Rossella Maffione blocco. Rossella, Franco si saluta, Rossella, se no. Cago di Alice. Altra parola. Alice. Che c'è un bel vocabolario. No, ma a festa. Non sta in mezzo alla strada pari. Bisogna fare, mo si stanno a vedere di venire. Dice bellissimo. Tutto a posto. Sta la vedi, da manere. Anche mandare lì, tu me la value. E noi stiamo a pensare, come si chiamano? Irene, buongiorno, amore mio! Ciao Irene, come stai? Forza Inter, Irene, cosa lei c'è? Irene CFD, c'è puta, ma lei c'è. Ognuno ma te ne sembra un grocio. Buongiorno Michele Di Bari, buongiorno! Ragazzi, a posto, oggi ricominciamo da zero. Sì, bisogna veramente ricominciare, ma a parte gli scherzi. C'è da rifondare un'Italia non calcistica, un'Italia. Grazie Rossella, scherzavo, non bloccami più Rossella. No, vabbè, non bloccata Rossella, stai tranquilla. Vivi e lascia vivere. Comunque ragazzi, io ora torno sul serio. Ieri
mi sono recato a scuola e ho avuto una bruttissima notizia, perché è morto un professore che io veramente ho sempre stimato, una bravissima persona, Francesco Cavaliere, non si è svegliato più, è uscito a dormire, non si è svegliato più. Condoglianze alla famiglia, veramente di vero questa è una cosa serissima, veramente una persona, un abbraccio alla professoressa, una persona eccezionale, ma non perché quando muore uno si dice sempre la cosa buona, ma veramente una persona veramente a modo. Condoglianze alla famiglia e vi auguro un buon martedì a tutti quanti voi. 14 novembre 2027, un ragazzi, abbraccio a tutti quanti. Prendiamo il lato positivo, bisogna ripartire dall'Italia, cioè non calcistica, questo ci fa capire che noi stiamo veramente messi male, brick by brick, non mattonavo ma come se da zero. Dobbiamo capire che non siamo più l'Italia dove gli italiani venivano osannati come Madonna, l'italiano sta là, come ha detto il grande Franco, che ora possiamo fare i lavapiatti, sopra l'aereo stanno solo i camerini e i lavapiatti, una steione che adesso sto cascino in Inghilterra a fare perciò mi aperto da zero. Ragazzi, un abbraccio a tutti. Barlett e a Veste. Ciao. The Gate, ecco qua, alla nostra sinistra, proprio alla nostra sinistra, ve lo faccio vedere. Alla nostra sinistra, no, quelli che lo vedono alla sinistra, no? Allora, mangeremo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao ciao.